Allora, buongiorno a tutti, sono Nicola Raffreddo della direzione ICT, vi porto i saluti del direttore Delfo Borgo e del dirigente Luca Di Pietro. Questo evento è all'interno delle iniziative che facciamo come azienda digitale della Regione del Veneto e in particolare con le attività di sviluppo delle competenze digitali fatte con la collaborazione di ANCI e di tutti gli enti che partecipano alla coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. Poi nel mio intervento più avanti vi darò di ulteriori notizie di cosa fa la coalizione e quali attività possiamo fare per voi. Ehm, Intanto vi illustro quali sono gli interventi di questo webinar. Ehm, il primo intervento che riguarda le indicazioni pratiche per gli obiettivi di accessibilità, che è il primo, diciamo, obiettivo a cui dovete insomma, dare risposta in quanto obbligo di legge. L'intervento verrà fatto da Eleonora Galesso, che è una dipendente della Regione del Veneto, in particolare l'esperta e referente per l'accessibilità della direzione ICT. Poi un intervento invece sugli strumenti operativi per eseguire test di accessibilità, una richiesta che ci è venuta da più parti e quindi vorremmo approfittare insomma di questa occasione anche per darvi indicazioni al riguardo e interverrà Valentina Modenesi, eh, specialista di Accenture, che è una delle società che segue Regione del Veneto. Un intervento, poi seguirà un intervento di Claudia Catadori, del comune di Agordo, che racconterà la sua esperienza del corso dell'accessibilità, che poi nel mio intervento vi dirò, per chi non l'avesse ancora fatto, quali sono le modalità per accedere, qual è l'iniziativa che vi mettiamo a disposizione e quali sono le modalità di iscrizione e partecipazione. Al termine poi ci saranno spazio alle domande e alle risposte che, come vi ricordo, ehm, le potete inserire utilizzando non la chat ma il servizio domande e risposte, che così è più facile per noi seguire un ordine logico nel trattare tutte le domande che farete ai relatori. Eleonora, io direi che ti lascio la parola e Buongiorno a poi tutti, insomma noi ci risentiamo più avanti. Grazie. grazie Nicola, buongiorno a tutti. Allora, adesso partirà il mio intervento sugli obiettivi di accessibilità e alle domande verrà dato seguito poi al termine del prima della fine del webinar. Procedo con la condivisione. Chiedo gentilmente conferma dalla regia Sì, che sì, si va veda bene, benissimo, correttamente. benissimo. Ok, ecco, erano alla fine, vi ho spoilerato tutte le chat in anticipo. Va bene. Allora, eccoci qua. Allora, questo intervento vuole avere un taglio molto pratico per darvi gli strumenti per poter procedere concretamente alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quelle azioni pianificate dall'amministrazione per migliorare l'accessibilità dei servizi digitali, ma anche dei luoghi di lavoro. Si tratta di azioni che hanno un respiro molto ampio perché gli obiettivi vanno pubblicati entro il 31 marzo, ma la loro scadenza è al 31 dicembre dell'anno in corso. Che cosa sono nel concreto? Considerando appunto l'intervallo temporale piuttosto ampio che vanno a coprire, si tratta di uno strumento di programmazione che ci dà la possibilità di pianificare le nostre azioni, ma anche di definirne le priorità, di darsi un metodo e di scegliere delle azioni concrete con le quali procedere. Essendo appunto lunghi, possono essere monitorati nel tempo e possono fornirci la bussola per fare in modo che le nostre azioni sull'accessibilità digitale non siano delle azioni a spot, ma siano delle azioni che si vanno a inserire in un contesto organico. Considerato inoltre che gli obiettivi vanno esposti sul sito istituzionale dell'amministrazione, si tratta di un impegno pubblico che andiamo a prendere con i cittadini per l'inclusione digitale.
L'impianto normativo che sta alla base degli obiettivi di accessibilità, lo vediamo un pochino a volo radente, è la legge Stanca, dalla quale tutto origina, è dal 2004, diventata efficace nel 2005, che stabilisce il principio di accessibilità degli strumenti digitali. Dopodiché abbiamo il codice dell'amministrazione digitale, che stabilisce i diritti dei cittadini di accedere ai servizi digitali e che individua la figura del responsabile per la transizione digitale, RTD, figura che sarà fondamentale anche per la compilazione proprio pratica degli obiettivi, come poi andremo a vedere. Si focalizzano sugli obiettivi di accessibilità, in particolare il decreto legge 179 del 2012, che stabilisce che vanno pubblicati entro il 31 marzo di ciascun anno e che valgono fino al 31 dicembre dell'anno corrente, e il decreto trasparenza, che ci dice anche dove esattamente vanno pubblicati. Quindi gli obiettivi di accessibilità vanno compilati all'interno della piattaforma di Agid, ma poi vanno pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del nostro sito istituzionale. Tutto quello che ci può servire poi per compilarli concretamente, per andare a fare approfondimenti, per risolvere i nostri dubbi, si trova all'interno delle linee guida Agid sull'accessibilità degli strumenti digitali. Sono delle linee guida molto ampie, molto complete e ricche di materiale informativo da questo punto di vista. Cominciamo a capire come andare a scegliere gli obiettivi di accessibilità. Chi li deve compilare? Li deve compilare il responsabile per la transizione digitale o l'ufficio da lui delegato. Vanno coinvolti però diversi uffici, perché si tratta di azioni che non riguardano solo l'accessibilità digitale, ma anche i luoghi di lavoro, quindi riguardano l'ufficio che si occupa dell'ICT, ma anche quello che si occupa della comunicazione, della formazione o del personale. La prima cosa da fare è tracciare una baseline, quindi capire un pochino qual è il livello di accessibilità dei siti web, come siamo messi con i documenti digitali, se ci sono problemi nelle postazioni di lavoro, individuare le criticità e le priorità. Gli obiettivi di accessibilità si dividono in 5 aree di intervento, quindi all'interno dei nostri obiettivi, che adesso andremo a vedere nel dettaglio, possiamo selezionare le aree nelle quali intendiamo intervenire e all'interno di ciascuna area possiamo scegliere le azioni indicate per portare a compimento i nostri obiettivi. A questo punto possiamo procedere con la compilazione operativa sulla piattaforma form.agid.gov.it. Al termine della compilazione ci verrà fornito un link che andremo a pubblicare all'interno del nostro sito istituzionale Amministrazione trasparente, altri contenuti, accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati. Qui va fatta una piccola precisazione. Il decreto trasparenza prevede che i dati siano visibili per 5 anni. In questo caso la piattaforma di Agid ci viene in aiuto, perché nel momento in cui il cittadino dovesse collegarsi al nostro sito istituzionale e aprire il link che noi abbiamo pubblicato, che lo rimanderà alla relativa pagina dei nostri obiettivi di accessibilità, potrà accedere anche allo storico e quindi ai dati degli anni precedenti. Il consiglio è, per chi non avesse compilato gli obiettivi sulla piattaforma Agid, di cercare comunque di recuperare questi link e magari esporli nel sito istituzionale per il tempo indicato dalla legge. Accesso concreto alla piattaforma. Ci colleghiamo e entriamo con il nostro SPID. I dati che vedete qui sotto sono di Respiro Nazionale, mentre una volta effettuato l'accesso, Eleonora sono io, questa è la pagina di Regione del Veneto. Allora, una piccola precisazione sulla parte sotto. Se non vi collegate da molto tempo o se è la prima volta che vi collegate a questa piattaforma, dovrete fare una richiesta di abilitazione, per cui vi verrà inviato entrerete con il vostro SPID all'indirizzo email che è registrato sul portale IPA delle pubbliche amministrazioni come indirizzo mail, scusate, come indirizzo mail dell'RTD. Verrà inviato un codice di validazione che voi andrete ad inserire qui in piattaforma, e da questo momento voi sarete abilitati ad accedere e vedrete la schermata che è proiettata in questo momento. Andando sull'accesso poi entrerete all'interno della pagina del vostro ente, dove c'è la sezione dedicata alle dichiarazioni di accessibilità e la sezione che andiamo a approfondire noi adesso, che è quella sugli obiettivi di accessibilità. Qui è esposto il nostro storico. Se dobbiamo procedere con la compilazione, possiamo o recuperare una bozza nel caso avessimo cominciato la compilazione qualche giorno fa, oppure procedere con una nuova compilazione.
Questi sono i 5 ambiti di intervento, quindi siti istituzionali, siti web tematici, formazione, postazioni di lavoro e organizzazione del lavoro. Per ciascuno di questi ambiti sono previsti diversi obiettivi. Per il sito web istituzionale, e spoiler saranno uguali per i siti web tematici, possiamo indicare come obiettivo la compilazione della dichiarazione di accessibilità, possono essere fatti interventi di tipo adeguativo o adeguamenti ai criteri di accessibilità, si può scegliere l'adeguamento alle linee guida di design per i siti internet. Le linee guida di design sono spiegate dettagliatamente nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dove cercando appunto con queste parole chiave troverete tutti i dettagli. Può essere effettuata l'analisi di usabilità, possono essere fatti interventi sui documenti PDF, ad esempio nel caso in cui siano ancora presenti all'interno dei nostri siti dei documenti pubblicati come immagine e quindi completamente inaccessibili. In quel caso vanno effettuati interventi di miglioramento per consentire l'accessibilità corretta dei documenti. Possono essere migliorati i moduli, oppure nel caso può essere segnato l'intervento di sviluppo o rifacimento completo del sito se sia necessario. Per i siti web tematici gli interventi sono gli stessi, non ci viene chiesto di indicare quali siti, ma semplicemente quali interventi vogliamo effettuare. Per quel che riguarda la formazione, se desideriamo erogare all'interno del nostro ente formazione tecnica oppure normativa, le postazioni di lavoro, anche qui cercando per parola chiave troverete nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale tutte le norme tecniche a cui le postazioni di lavoro devono essere aderenti, o l'organizzazione di lavoro con un gruppo concreto sull'accessibilità, con il ricorso al telelavoro o con l'attuazione del piano per l'acquisto di strumenti hardware o software. Una volta compilati gli obiettivi di accessibilità possono essere salvati in bozza, nel caso abbiamo terminato va visualizzata l'anteprima, una volta controllata la correttezza di quanto abbiamo scritto, premendo il tasto pubblica si genera una finestra pop-up che ci fornisce un link. Possiamo copiare direttamente il link da questa finestra oppure possiamo andare a recuperarlo in un secondo momento sempre alla mail dell'RTD. Che cosa sono gli obiettivi di accessibilità? Abbiamo detto che sono giusto per fare un attimino il punto della sezione. Allora, questo è quello che è necessario fare per pubblicarli. Vanno pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno e scadono il 31 dicembre. Il decreto trasparenza prevede che rientrino tra le responsabilità dirigenziali, per cui è un obbligo normativo al quale bisogna attendere. Sono funzionali come strumento di programmazione, ma anche come strumento per raggiungere una maggiore qualità dei servizi digitali. Andiamo a ricordare quello che ci teniamo a dire ad ogni evento che facciamo sull'accessibilità: un miglioramento di un servizio per utenti con disabilità corrisponde nel concreto a un miglioramento del servizio per tutta l'utenza, che si ripercuote poi, oltre che in una maggiore fruizione dei servizi da parte dei cittadini, anche in un rafforzamento dell'immagine dell'amministrazione e alla costruzione di una pubblica amministrazione equa ed inclusiva. Quest'ultima slide serve per, se nel frattempo Federica vogliamo lanciare il sondaggio, così vediamo un attimino com'è la situazione riguardo agli obiettivi di accessibilità. Questi sondaggi, oltre che a riflettere un pochino su un dato concreto, ci aiutano anche a direzionare quelli che possono essere i nostri interventi futuri. Ci fate un po' da bussola. Nel frattempo, per gli obiettivi, va chiarita bene qual è la differenza tra obiettivi di accessibilità e dichiarazioni di accessibilità. Perché sono i due adempimenti normativi che riguardano l'accessibilità digitale e per i quali a volte si tende a generare un po' di confusione. Allora, gli obiettivi di accessibilità, un form per ciascuna amministrazione. Quindi prendendo ad esempio Regione del Veneto compila una volta entro il 31 marzo di ogni anno il form dedicato agli obiettivi di accessibilità. Le dichiarazioni di accessibilità invece sono l'altro obbligo normativo che afferisce alle pubbliche amministrazioni e che vanno compilate entro il 23 settembre di ogni anno, che non fanno riferimento direttamente all'ente, ma ai singoli siti web e alle singole applicazioni mobili che sono di competenza di una determinata pubblica amministrazione. Per cui, ad esempio, se Regione del Veneto avesse di sua competenza
40 siti web e 10 applicazioni mobili, dovrebbe compilare 50 dichiarazioni di accessibilità, una per ogni sito web e una per ogni applicazione mobile. Sotto poi nel footer del rispettivo servizio si trova il collegamento che conduce alla singola dichiarazione di accessibilità afferente al singolo servizio. Per compilare le dichiarazioni di accessibilità serve effettuare dei test di accessibilità sul singolo servizio e di questi test ci parlerà adesso Valentina Modonesi di Accenture Design Specialist. Io interrompo la condivisione e chiedo gentilmente se possiamo, eccolo qua il sondaggio, adesso lo vedo. Ok. Allora. Buongiorno a tutti, grazie Eleonora. Valentina, ti chiedo solo magari se lasciamo un minuto per Sì, certo, per il completare il sondaggio. sondaggio. Esatto, grazie mille. Hanno risposto, stanno rispondendo in tanti, quindi direi ancora qualche altro minuto. Poi. Nel frattempo, alla casella accessibilità.formazione@regione.veneto.it potete mandarci se avete delle domande tecniche oppure quelli che sono le necessità che sentite di voler approfondire a livello di adempimenti riguardanti l'accessibilità digitale o curiosità alle quali vorreste insomma dare risposta. Ok, direi che possiamo vedere il risultato. Chiedo dalla regia se qualcuno mi assiste per i risultati. Sì, Sì, allora non so se li vedete. Allora, il 29% ha risposto che sì, sono già pubblicati. Un altro 29% sono in fase di preparazione, non ancora avviati il 10% e non so, non sono coinvolto direttamente il 32%. Li vedete voi? Sì, sì, Ah, Sì? ok. possiamo passare alla seconda domanda. Passiamo alla seconda. Sì, grazie. Bene. Ok, sembra che abbiamo raggiunto una predominanza del poco preparato, ma anche un 26% di abbastanza. Approfittiamo per dire che siamo a disposizione per chi Esatto. dovesse sentirsi per nulla o poco preparato, nel caso ci fossero domande tecniche, possono essere utilizzati i materiali formativi messi a disposizione sul sito dell'Italia Digitale, cercando obiettivi di accessibilità, si viene rimandati direttamente alla pagina dedicata, oppure potete scriverci all'indirizzo mail accessibilità.formazione che trovate poi all'interno delle slide che verranno condivise, al termine dell'evento. Il tempo tecnico di andare a pubblicarle sul portale di competenza. Eccolo qua. Allora io passerei adesso la parola a Valentina, che ringrazio. ok, grazie mille. Adesso condivido lo schermo. Ok, dovreste vedere la presentazione. Sì, Ok. Allora, grazie mille a tutti per queste occasioni.
Adesso vedremo appunto, come dicevano anche prima, la parte di strumenti e le tecnologie per l'accessibilità digitale. Faremo un affondo sugli strumenti per la verifica dell'accessibilità e gli strumenti di tecnologie assistive, poi andando a vedere anche un esempio pratico utilizzando lo screen reader. Tra l'altro, come diceva anche Eleonora, per la verifica dell'accessibilità è utile per la dichiarazione di accessibilità, quindi è tutto un circolo completo che bisogna effettuare. Diamo intanto una panoramica. Perché? Perché per garantire la conformità delle WCAG, quindi sono le Web Content Accessibility Guideline, e alla norma tecnica EN 301-549, la norma tecnica, la norma europea, la verifica dell'accessibilità deve eseguire un processo strutturato che combini l'analisi automatica e l'analisi manuale. I controlli automatici si possono effettuare tramite software o plugin che individuano errori o problematiche all'interno del codice strutturali. Su questo però ci deve essere anche un appoggio di verifiche manuali perché molto spesso non è completa totalmente la verifica automatica. Adesso vediamo i vantaggi e gli svantaggi dei test manuali. Questi consentono di identificare le criticità legate alla semantica e alla logica dell'interazione e validare i risultati generati dalle analisi automatiche. Ehm, Richiedono un'interpretazione contestuale e valutazione soggettive. Quindi in questo modo l'utente in maniera manuale riesce a controllare tutta la parte anche di user experience, di coerenza tra le parti, quindi riesce a fare un lavoro più approfondito, e più corretto e coerente. L'unica cosa è che lo svantaggio è che questo richiede comunque tempi di esecuzione maggiori e competenze approfondite. Perché? Perché bisogna andare ad interpretare queste WCAG, che vediamo dopo un attimino cosa sono, perché comunque se ne parla molto spesso in quest'ambito, e comprendere anche l'uso delle tecnologie assistive. Un altro svantaggio è la preparazione e la sensibilità dell'operatore, perché ovviamente ci devono essere anche degli esperti nel settore che riescono ad andare a identificare gli errori che possono emergere. Vediamo invece i vantaggi e gli svantaggi dei test automatici. Il vantaggio è che sicuramente sono veloci e che quindi comunque riescono a fare un tracciamento, diciamo, degli errori che possono emergere maggiormente. Possono quindi coprire un gran numero di pagine in maniera molto più veloce, appunto, e sono veloci per identificare anche i problemi comuni e oggettivamente misurabili. Gli svantaggi però è che questi possono generare falsi positivi o negativi e non sono in grado di rilevare tutti gli errori. O altrimenti bisogna fare anche attenzione perché i test automatici non riescono in realtà a identificare correttamente alcune cose, sia anche a livello di logica, usabilità, coerenza, tutte delle tematiche per cui soltanto attualmente l'essere umano riesce a controllare. Quindi cos'è vincente? Vincente è l'approccio ibrido che combini le due, per cui si può magari effettuare una verifica automatica dopo o prima di un check manuale. In questo modo si riesce a vedere in maniera più veloce magari tutte le casistiche che escono maggiormente e poi un utente esperto va a identificare e controllare se quelle verifiche lì sono effettivamente corrette oppure no. Mi riferivo prima alle Web Content Accessibility Guideline perché non sono una norma giuridica, ma vengono recepite dalla norma tecnica europea, quindi comunque bisogna sempre controllare appunto questi principi e, e servono a verificare il rispetto. Quindi quando si va a fare una verifica dell'accessibilità, che è utile appunto anche per la dichiarazione di accessibilità, eccetera,
bisogna andare a prendere come riferimento dei criteri di successo che sono all'interno, poi c'è il sito dedicato V3C dove si possono andare a vedere tutti questi criteri. Perché? Perché l'esperto si deve comunque, ogni errore fa riferimento a un determinato elemento. Dopo andiamo a vedere anche un esempio, che questo qua è un esempio che è più facile da capire e soprattutto questo qua è un esempio che fa comprendere anche che alcune tecnologie assistive non riescono in realtà scusate, non tutti i test automatici riescono a- a- a fare un approfondimento su tutti i criteri di accessibilità. Questo criterio di accessibilità è nei media temporizzati ed è solo audio e solo video, quindi nel momento in cui è presente appunto solo audio, per esempio un podcast o gli audio presenti all'interno di Spotify come tutti gli altri tool che non presentano una trascrizione. Questa trascrizione, senza trascrizione ovviamente non tutti gli utenti con disabilità possono riuscire a comprendere le informazioni. Stessa cosa anche per solo video, quindi se è presente un video senza audio, questo senza descrizione dei contenuti visivi risulta non accessibile. Quindi questo qua è un caso per cui i test automatici non riuscirebbero ad andare a comprendere se è presente una trascrizione oppure se è abbastanza approfondita, se è comprensibile, se è fatta bene. Quindi in questo esempio si può vedere che è per questo che devono essere presenti sia controlli manuali che automatici delle informazioni presenti all'interno di una piattaforma. Vediamo adesso strumenti e tecnologie assistive. Ci sono diversi strumenti open source gratuiti anche. Qui abbiamo messo degli esempi. Adesso andiamo a fare un approfondimento su Maue, eh, perché è quello promosso anche da Agid, però in realtà sono presenti anche Wave e Siteimprove, che sono delle estensioni browser, quindi è possibile scaricare il plugin di questi strumenti e al click sul plugin aprirà tutti gli errori. Poi dopo, se abbiamo tempo, in caso ve lo faccio vedere. Maue, appunto, come dicevo, è uno strumento open source gratuito che permette la validazione automatica dell'accessibilità. È un sito sviluppato dal CNR, quindi il Consiglio Nazionale di Ricerche, è indicato da Agid come soluzione di riferimento per il monitoraggio dell'accessibilità per le PA, quindi è molto consigliato anche da loro. Però si sottolinea e evidenzia che la verifica automatica attualmente che riesce a fare Maue copre 31 dei 50 criteri delle WCAG A e AA, quindi comunque anche loro stessi, uno strumento automatico non riesce a coprire tutti i criteri in realtà che sono presenti nelle WCAG. Quindi questo è l'esempio per cui appunto ci deve essere questo approccio ibrido che dicevamo prima. Maue presenta i risultati in formato tabellare, anche esportabile eventualmente. Poi è presente la live preview, che è questa qui sotto, per cui nella spalla sinistra si possono visualizzare tutti gli errori e poi al click, si evidenzia l'errore, presente. E poi c'è anche la parte di codice sorgente in cui si può andare a vedere la semantica del contenuto, gli errori presenti proprio nel codice. Ehm, L'interpretazione dei risultati su Maue è divisa così, error, warning e not applicable, ma in realtà su tutti gli strumenti automatici sono un po' uno standard questa tipologia di warning. E sono di solito classificati gli errori, sono quelli che la verifica automatica evidenzia come sicuramente ci sono. Bisogna comunque anche qui di solito andare a fare un doppio controllo per sicurezza, però molto spesso sono veritieri.
I warning per cui bisogna assolutamente fare la verifica manuale, è possibile che ci sia un errore, ma non è certo e non applicabile, per cui ci sono alcuni controlli come appunto i video, i moduli, le tabelle, che non sempre lo strumento riesce a controllare con sicurezza. E poi ci sono i falsi positivi, che gli strumenti automatici possono andare a visualizzare, però in realtà non sono corretti. Come qua vediamo due esempi, che chiarificano un attimino cosa si intende per falso positivo. Uno, molto spesso capita in realtà, che la tecnologia assistiva, scusate, continuo, lo strumento automatico, il tool automatico indichi che è corretta un'informazione, per esempio è presente un'immagine con testo alternativo, come in questo caso qui, perché verrebbe letta come VoiceBot Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma essendo un'immagine non informativa ma solo decorativa, non è in realtà, è ridondante avere anche l'informazione dell'immagine. Quindi in questo caso è inutile che ci sia questa informazione e si dovrebbe soltanto leggere il testo all'interno dell'immagine. Stessa cosa, molto spesso i tool automatici vanno a confondere i codici, i colori presenti all'interno del sito, perché a volte identificano soltanto il codice colore nel codice dell'ispezione e senza andare a comprendere esattamente cosa c'è com'è lo sfondo, per cui ogni tanto possono generare dei falsi positivi che anche qui vanno un attimino controllati. Questi qua sono solo due esempi, poi in caso possiamo andare a vedere altro. Maui ha anche la possibilità di andare a fare il check dei contrasti colori, una sezione dedicata. In realtà ci sono anche tanti altri plugin, strumenti e altro che sono utili per i contrasti colori, come Stark e WebAIM, è un sito fatto molto bene per i contrasti colore. Un altro tema molto importante che diciamo che è più o meno un tool automatico sono gli accessibility overlay. Questi però non garantiscono la compliance, sono utilizzati attualmente, ma questi non sono adeguati in realtà alle normative europee e tra l'altro la Commissione europea sancisce proprio il concetto che gli accessibility overlay sono inutili per la conformità e tra l'altro è uscita adesso nelle linee guida AGID nuove del 2026, evidenziano proprio il fatto che gli overlay possono introdurre rischi in realtà di tracciamento e non sono una soluzione adeguata per garantire la conformità, quindi bisogna stare molto attenti. Questo perché possono produrre evidenze, non producono evidenze verificabili ai fini di audit e possono creare conflitti in realtà alle tecnologie assistive, quindi è per questo che in realtà non è consigliato. Perché? Perché non va a correggere il codice, ma va soltanto a mettere un cerotto, diciamo così, per modificare i colori, per modificare alcuni elementi, ma che non garantiscono appunto l'accessibilità poi a quel punto del sito. Con overlay parliamo di questo pulsante, se non sapete di cosa si tratta, parliamo di questo pulsante che molto spesso si trova in basso a sinistra nei siti. Sono tutti così, cioè tutti i diversi tool hanno tutti di base quest'icona e che aprono una modale con diverse impostazioni, però appunto in realtà vanno soltanto a coprire alcuni criteri, alcune possibilità e non tutte, perché se il codice è scritto male non vanno a modificare appunto il codice. Quindi le tecnologie assistive comunque possono non riuscire a comprendere tutte le informazioni presenti. Quando parliamo di tecnologia assistiva, cosa intendiamo? Le tecnologie assistive sono strumenti e sistemi
che aiutano le persone con disabilità a svolgere attività quotidiane e a partecipare attivamente alla vita sociale e lavorativa. Lo scopo quindi è compensare le limitazioni funzionali causate dalla disabilità, consentendo alle persone di svolgere attività che altrimenti non potrebbero fare. Le tipologie sono per esempio lo screen reader, che andiamo a testare e vedere proprio dopo come funziona. Magnifier, per esempio, che possono essere tutti gli strumenti di ridimensionamento delle pagine, e cose di questo genere. E poi ci sono gli hardware. Gli hardware possono essere dispositivi di eye tracking, tutti i dispositivi Braille, stampanti Braille, eccetera. Questi ovviamente, tutti i dispositivi hardware, funzionano se sono costruiti correttamente, a livello proprio di semantica del sito, quindi a livello di se il sito è costruito correttamente, proprio a livello di codice anche. Quindi è per quello che è importante che tutto in realtà funzioni sempre, in maniera corretta. Gli screen reader, che è quelli che si riescono a testare anche più facilmente, sono programmi che interpretano i contenuti testuali visualizzati dall'applicazione o dal sistema operativo. Una volta interpretati dallo screen reader, i testi vengono convertiti in output braille, appunto come dicevo, e in parole pronunciate tramite un sistema di sintesi vocale. Il sistema di sintesi vocale lo andiamo a vedere a breve. Questi tool possono essere utilizzati per esempio da persone con disabilità visive o anche persone con disturbi dell'apprendimento. Lo screen reader viene utilizzato molto spesso tramite tastiera, ma non solo, a volte anche tramite tastiera, ma non solo. Le tipologie di screen reader possono essere, sono varie per ogni tool ovviamente, sono NVDA per i Windows, quindi tutti i PC eccetera. Il VoiceOver invece è di Apple, nei sistemi operativi di Apple e sono utilizzabili sia su mobile che su desktop, mentre su Android viene utilizzato il TalkBack. Quindi ogni sistema operativo ha la sua possibilità di accensione dello screen reader. Andiamo adesso a vedere un esempio pratico. Ho ancora quanti minuti? Vorrei stare nei tempi. Ok, ok. Andiamo. Ok. Allora, adesso attivo lo screen reader, quindi quando lo screen reader parla, non riuscite ad ascoltare anche me, quindi a quel punto io fermerò un secondo lo screen reader e vi dirò quali sono gli elementi che possono essere in errore oppure no. Attualmente abbiamo due siti che possiamo andare a visualizzare. Eh, Tutti i siti possono comprendere errori e anche cose corrette, quindi dipende, possiamo navigare, vediamo cosa esce, diciamo. Vediamo. VoiceOver attivo Chrome, il portale dell'automobilista on Google Chrome, finestra, link, immagine, continue. Link, posizione attuale, all'interno, link, immagine, chiudi il menu. Link, ICCSS, elenco due elementi, livello, link, AI patente, link, gruppo. Link, ricerca servizi, link, app mobile, link, AI patente, link, ICCS, link, ricerca servizi di linea interlink, ricerca imprese iscritte, link, ricerca link, voiceover non attivo. Qui possiamo vedere che lo fermo un secondo perché il focus, quindi quell'elemento rettangolare che navigava sugli elementi interattivi, il focus non compare non apre in automatico il menu e quindi non permette, quindi viene annunciato dalle tecnologie assistive, ma un utente che magari non ha soltanto o comunque non ha una completa disabilità visiva, non riesce a comprendere dove è andato il focus.
Ehm, e quindi risulta confusionario, perché appunto non si hanno totalmente le informazioni coerenti. Un altro errore che è emerso in questo momento è anche il fatto che leggi tutto, è costruito come un'immagine e non come un pulsante, come potete vedere qua, immagine. E poi ha un testo alternativo, quindi viene annunciato dalle tecnologie assistive come Alt continua, invece c'è scritto leggi tutto. Anche questo in realtà può risultare confusionario per utenti che analizzano, che scorrono la pagina tramite le tecnologie assistive. VoiceOver attivo Chrome. Il portale dell'automobilista on Google. Livello intestazione. Livello 1. Link. Pagamenti con link. Pagamenti senza autenticazione. Link. Rimborsi versa. Link. Livello 1. Link. Saldo punti patente. Elenco 4 elementi. Link. Classe ambientale. Link. VoiceOver non attivo. Questo è un altro errore, è il fatto che i link non sono selezionati, per cui in realtà in questo caso utenti vedenti non riescono in realtà a comprendere che alcuni link, elementi interattivi lo siano, lo comprendono soltanto dalla manina che cambia appunto il mouse, che cambia, diventa una mano sugli elementi interattivi. Invece questo dovrebbe essere chiaro fin dall'inizio. Quindi in questo caso si possono vedere alcuni errori. Come un altro check che si può fare con un altro strumento, anche manualmente andando a vedere il codice o anche tramite un plugin, Headings Map, per cui si possono vedere tutti gli headings se sono corretti, come in realtà devono essere in ordine gerarchico dal primo, dall'1, che deve essere presente una sola volta, deve essere il nome, il nome della pagina, il nome più importante, il titolo della pagina, e poi via via va a sottolineare gerarchicamente l'ordine della pagina, perché in questo modo l'utente riesce a comprendere le informazioni, il valore che hanno le informazioni al suo interno. Questo qua in realtà è un errore che capita in tantissimi siti, quindi è molto ricorrente. Ehm, Vediamo anche, per esempio, sul sito, ecco, anche il sito Unicredit ha privati e famiglie, che quindi può essere corretto, però poi non presenta comunque un ordine gerarchico perché va da 1, 2, 3, 4 e manca il 5 e poi si va al 6. Quindi non presenta un ordine gerarchico e in realtà anche al suo interno probabilmente la gerarchia non è totalmente corretta. Vediamo, facciamo anche una girata di tecnologia assistiva anche all'interno di quest'altro sito, giusto per fare anche per vedere un attimino come vengono annunciati gli elementi. Voice of Zoom Us. Zoom Share Tool. Primari menu. Ti trovi in un menu. Banner. Solo della parre di Valentina Modenesi. Potete mettere i link per questi tool. Nicola Freddo a Sioine, The Meeting. Outlook. Zoom Floating Video Outlook. Elenco contenuti. Gruppo. Ti trovi in un menu. Ok, questo Il tuo menu è conto una comodo cosa. da gestire con Canon Link. Scopri di più conto Genius. Aspettate VoiceOver che non è attivo. parlato. Ok, è andato in tilt lo screen reader. Comunque, entrando sulla pagina si vede il salto di blocco. Questa è una cosa corretta, per cui tutti i siti dovrebbero avere un salto di blocco per andare all'elemento principale. Bisogna poi andare a vedere a livello di codice se è scritto correttamente, per cui le tecnologie assistive lo interpretano correttamente. Questo salto di blocco mancava, vedete che se navigo tramite tab sugli elementi dovrebbe apparire in automatico nel primo elemento, quindi qui compare mentre di là non compare. Alcuni controlli
si possono fare appunto tramite tecnologie assistive, se no anche tramite direttamente vedere il codice sorgente. Le immagini, se sono decorative, come in questo caso, perché possono anche non essere presenti informazioni su questa immagine, dovrebbe essere nascosta in realtà, dovrebbe avere un alt nascosto o un'area hidden true in modo tale che la tecnologia assistiva non annunci un'immagine decorativa. In questo caso, appunto, c'è un testo che è ridondante, che crea anche confusione, che è gruppo di amici. Questo area label, gruppo di amici, potrebbe anche essere, non dovrebbe essere presente in modo tale da non dare informazioni confusionarie. Non so se ho ancora un po' di tempo per far vedere qualcos'altro. Non lo so. Se vuoi 5 minuti, sì, ce li Ah, ok, abbiamo. ok, ok. Grazie. Allora riattivo lo screener perché non sapevo se avevo tempo. Sì, sì. Ok, grazie. Zoomus, mano alzata, primari menu, barra dei menu, elenco contenuti. Ah, vogliamo prima Irene sentire le White. domande? Zoomus ha una nuova finestra. VoiceOver non attivo. Non so se vogliamo vedere le domande adesso, dopo. Allora, attualmente non C'è vedo una- domande nella sezione domande e Ah, risposte, ok. quindi ti direi Ce vai n'è pure. ce n'è una da Chiara Castaldi, presumo. Chiede se è possibile avere il video del corso solo della parte di Valentina e inserire i link di questi tool. Ti rispondo direttamente io, Chiara, che avrete a disposizione proprio tutta la presentazione, quindi sarà condiviso sia la registrazione che la presentazione. Tra l'altro nella presentazione manderò anche tutti, beh, mostro anche. Qua sotto in fondo ci sarà la parte per come scaricare le tecnologie di screen reader, perché su Mac si attiva in automatico tramite una combinazione di tastiera, invece su Windows bisogna scaricare un tool, questo qua, in cui c'è il video tutorial su come scaricarlo e poi ci sono tutti i comandi e istruzioni per utilizzare screen reader, eccetera. Quindi questo qua poi sarà nella presentazione. Ok. Chiede Francesca Donatello se si può visualizzare un sito istituzionale di un comune, per esempio il comune di Zimella. Andiamo sul comune di Zimella. Esatto. Ecco questo. Ok, proviamo intanto a vedere. Questo intanto sembra, per esempio, che gli headings, che quindi tutte le intestazioni, poi bisogna vederlo nel dettaglio, adesso ovviamente non conosco questo comune, quindi non so se è corretto, però intanto la gerarchia sembra che non abbia dei buchi, ecco, tra uno e l'altro, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi in realtà sembra anche corretto. Proviamo a navigarlo con le tecnologie assistive così vediamo come annuncia gli elementi. Da Chiara Gastaldello ha organizzato VoiceOver attivo. Entro in comune di Gmail contenuto web. Link, livello intestazione 3. Benvenuti nel sito istituzionale di Gmail. Link, accesso all'informazione. Elenco un elemento. Link, tutte le novità. Link, vai alla pagina referendum 2020. Notizie, referendum 2000. Link, vai alla pagina corretta alimentazione e nutrizione. Link, vai alla pagina voucher 2000. Notizie, referendum 2026. Link, vai alla pagina programma di link, vai alla pagina avviso. Link. Vai alla pagina Famiglie Fragili 2025, immagine. Interventi a favore delle famiglie fragili di GR numero 580, programma di avvisi. Selezionabili, voiceover non attivo. Allora, qua per esempio possiamo vedere un po' di cose che sono state fatte correttamente, come vai alla pagina, che i link in realtà visivamente risultano tutti uguali, però in realtà hanno fatto correttamente l'area label, che hanno inserito il richiamo al nome della card, per cui in realtà annuncia
appunto un'informazione più chiara, si riesce a comprendere dove porta la notizia. Quindi questo è una cosa corretta e benissimo. Però una cosa che potevano anche non mettere, per esempio, è l'immagine descrittiva, perché annuncia immagine cibo, eccetera, che si poteva, che crea delle informazioni aggiuntive ridondanti. Altra cosa che era corretta, il salto di blocco, quello che abbiamo visto qua all'inizio. Questo questo qua vai al footer o vai al contenuto, questo qua è stato indicizzato correttamente e navigando anche soltanto tramite focus, in realtà vedete che il focus ha questo doppio colore e questo in realtà permette che si visualizzi correttamente sia su sfondo bianco che su sfondo scuro, sfondo chiaro che sfondo scuro, e quindi questo in realtà aiuta gli utenti. Aiuta ad avere anche un controllo più facile del focus perché se ne ha uno solo che va poi bene su tutti gli sfondi, quindi anche questa è una cosa corretta. Si deve poi andare a controllare che effettivamente riesca a raggiungere tutti gli elementi, però può sembrare... Qua, per esempio, questo qua potrebbe essere un errore, per cui il focus qua in realtà, essendo scuro, dovrebbero invertire, perché non si comprende soltanto dal cambio di stato, che è un pochettino più spesso, la card amministrazione trasparente, altrimenti non si comprenderebbe. Però è fatta abbastanza bene, ecco. Quindi solitamente appunto si deve fare sempre un giro con Screen Reader, navigando tutti i vari elementi e poi navigando anche, andando a fare un check, un controllo della costruzione dei singoli componenti, perché magari vengono annunciati a volte magari correttamente, però poi a livello di codice non risulta corretto e quindi bisogna fare un po' di controlli maggiori, ecco, sul sito. Ok. Ci chiedono in chat se si può fare la verifica anche del comune di Occopello, direi se riesci proprio in 2 minuti Sì, e poi sì. Allora, procediamo al sai prossimo cosa, intervento. Valentina? Siccome lasciamo il tempo anche alla Sì, collega di Sì, Agordo che ci racconta un sì, pochino la sì, sua esperienza, io ringrazierei Valentina che ha sì, fatto sì. praticamente un salto senza rete nel fare questa analisi di accessibilità al volo. Fare le analisi di accessibilità è in qualche modo insomma un'operazione molto complessa, come avete potuto vedere dall'intervento della collega. Ad esempio, il sito che ci è stato appena mostrato, a livello di tool automatici presenta veramente pochissimi errori e questo è sicuramente encomiabile. E questo è quello che possiamo vedere al volo e che potete vedere al volo anche utilizzando uno dei 3 strumenti che Valentina ci ha proposto, che è Wave, un plugin. Correggimi Valentina se sbaglio, poi all'interno delle tue slide è linkato, giusto? Anche lì Sì, 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 perfetto, per cui potete scaricarlo come estensione di Chrome sì. e vedere veramente al volo gli errori che presenta. Qui c'è solo un errore di contrasto, ad esempio, quindi un errore che può essere facilmente corretto. Dopodiché la parte quella un pochino più impegnativa, se vogliamo, dal punto di vista dell'analisi, è quella di andare ad accertare che fisicamente, effettivamente, il sito sia fruibile da un lettore di schermo, come ci ha illustrato Valentina in maniera molto molto dettagliata. Valentina, non so se avevi altri contenuti da esporci. No, no, no. Allora, io ti ringrazio Grazie molto mille. per il tuo Grazie a tutti. intervento molto completo e approfittiamo per rispondere a tutti quelli che ci stanno chiedendo se verrà condiviso l'intervento. Sì, a valle dell'intervento, fatti salvi i tempi tecnici, verranno condivisi la registrazione dell'evento e le slide dove troverete linkati i tool illustrati e alcune indicazioni di tipo pratico poi per poterli utilizzare. E io passerei la parola alla collega del comune di Agordo. Regione Veneto l'anno scorso, in collaborazione con il comune di Venezia e il comune di Padova, ha aderito a una misura PNRR, la misura 142 Citizen Inclusion, che ci ha permesso, tra le altre cose, di erogare agli enti del territorio un corso di formazione sull'accessibilità digitale.
corso di formazione che la collega ha fruito e del quale ci racconta la sua esperienza. Prego Claudia. Grazie, mi sentite? Spero Sì. di sì. Sì. Innanzitutto vorrei ringraziare Regione del Veneto per l'opportunità di essere qui oggi e di poter parlare di questa mia esperienza con il corso che è stato organizzato. Un corso che ha posto come tema principale l'accessibilità, che non diventa soltanto un puro adempimento formale, ma è un requisito essenziale. Io lavoro al Comune di Agordo, all'Ufficio Ragioneria e Tributi e sono non vedente, per cui con l'accessibilità diciamo, interfaccio tutti i giorni, sia in ambito lavorativo, sia in ambito personale. Perciò per me questo corso è stato davvero prezioso, direi. Io al lavoro appunto utilizzo una postazione adeguata, ho il computer con screen reader appunto, anzi ringrazio Valentina perché il suo intervento è stato molto molto interessante sull'uso pratico di uno screen reader, utilizzo appunto NVDA nella fattispecie con Windows e il display Braille che ho qua con me, con il quale appunto oggi per esempio ho scritto un po' gli appunti per questo intervento. L'accessibilità, dicevo, è un requisito importante per l'autonomia anche sul lavoro e poi vedremo perché. Ed è un requisito fondamentale per i siti della pubblica amministrazione. Questo progetto, a mio modo di vedere, è stato completo perché è stato pensato su tre livelli fondamentali. Quello base, che è quello a cui ho partecipato io, che era destinato a tutti i funzionari e gli operatori nella pubblica amministrazione. Poi ce n'era uno un po' più tecnico, dedicato agli designers e a chi appunto costruisce i siti. Secondo me questo è stato molto importante perché mette in condizione anche chi prepara i siti di adeguarli e di avere le capacità di comprendere che siano effettivamente a norma e che rispondano alle caratteristiche dell'accessibilità. E poi c'è stato un terzo livello più alto, più diciamo normativo e organizzativo, che è stato fatto per i dirigenti e per i funzionari. Io parlerò oggi del corso base perché appunto è quello che, che ho fatto io. C'era una modalità appunto facile perché era online, quindi poteva armonizzarsi tranquillamente con il lavoro, si potevano conciliare i tempi per la frequenza tranquillamente. Ogni tema era diviso in capitoli tematici con poi delle valutazioni finali per capire se effettivamente i concetti erano stati recepiti. Sono stati presi ad esempio ad esame diversi capitoli come i fondamenti di accessibilità, l'usabilità, le tecnologie assistive. Questo qua è stato un capitolo che mi è piaciuto tanto, non solo perché appunto mi avvalgo di tecnologia assistiva, ma perché ha dato spazio a diversi tipi e ambiti di disabilità e quindi mi ha fatto capire come ciascuna disabilità abbia la tecnologia appropriata e abbia un modo di approcciarsi all'accessibilità che deve tener conto di tutte le difficoltà che ciascuno poi presenta. Quindi è stato molto molto interessante. C'era poi uno spazio dedicato alla normativa, quindi dall'inizio negli Stati Uniti fino poi ad arrivare qui alla legge stanca e alla European Accessibility Act, con delle ricadute pratiche. Ci sono state appunto delle fasi di formazione più pratica, quindi con le linee guida Agid, e anche uno step più, diciamo, dedicato alla pubblica amministrazione con la digital compliance, quindi passo passo tutto quello che i comuni devono fare, gli enti pubblici, per uniformarsi alle richieste appunto di accessibilità e alle normative. È stato tutto veramente fatto bene con chiarezza, devo dire. Molto interessanti sono stati anche degli approfondimenti in presenza che in questo corso è stato possibile fare, che Regione Veneto aveva organizzato in tutte e sette le province di sua competenza. C'erano dei relatori esperti che
diciamo, approfondivano i temi già affrontati nel corso con una possibilità, secondo me, importante, che è stata quella di fare loro domande se c'era appunto la necessità di avere dei chiarimenti. E inoltre, altra caratteristica molto importante, secondo me, del corso è stato il coinvolgimento delle associazioni di categoria, come ad esempio UICI, ma anche altre associazioni che hanno portato la loro esperienza. Questo è stato interessante perché le associazioni di categoria, conoscendo le problematiche dei loro soci, dei loro aderenti, possono portarle all'attenzione e anche dimostrare come la tecnologia, ad esempio, possa venire in aiuto per ridurre il gap oppure per aiutare la persona ad avere appunto le risposte che cerca per, non so, nel caso di non vedenti, leggere delle notizie o capire la data di scadenza su un alimento. Faccio degli esempi proprio molto banali, ma anche molto concreti. Quindi questo spazio qui in presenza l'ho trovato molto utile. Come ho trovato utili anche i laboratori online e in presenza, anche qui improntati proprio ad esempio alla compilazione di email accessibili, di documenti accessibili, con le istruzioni per poter compilare tutto secondo la normativa. Io nel mio lavoro mi trovo a dover compilare dei documenti, delle email che vanno poi rivolte all'utenza e quindi è stato proprio importante capire come procedere. C'era anche un tutor personalizzato addirittura all'interno del corso che in certi orari era a disposizione nel caso ci fosse bisogno di un aiuto. Nella mia esperienza lavorativa, ora parlerò un attimo di questo, mi scontro ogni giorno con l'accessibilità, non soltanto in fase di predisposizione di documenti che poi vanno all'esterno, ma anche praticamente nel dover affrontare io l'ingresso a piattaforme ministeriali, a software gestionali, alla creazione banalmente di un avviso pago PA. Quindi è stato veramente interessante e scusatemi, avevo la voce accesa e quindi il mio screen reader si è messo a parlare e mi sono un attimo persa. E dunque dicevo, quindi mi scontro con l'accessibilità ogni giorno, sia in base al lavoro esterno che devo fare, sia in base proprio al mio lavoro di gestione degli applicativi. Una cosa di cui vorrei parlare qui è proprio l'esperienza pratica. Ogni volta che ho e che riscontro qualche bug di accessibilità, è mia premura interfacciarmi direttamente con chi sviluppa i gestionali, con chi gestisce i siti, perché ritengo che sia importante informare gli sviluppatori di eventuali bug in modo che possano poi porre rimedio. Credo che il dialogo tra persona utente che ha problemi visivi nel mio caso e che riscontra un bug di accessibilità con chi effettivamente si occupa dei siti e degli applicativi sia essenziale. E in questo veramente mi sento di appoggiare quanto anche il corso stesso, nella parte dedicata alla verifica dell'accessibilità, promuoveva, perché la verifica, l'ascolto reciproco è fondamentale per migliorare poi le cose. D'altronde, lo sviluppatore che non conosce un bug non può neanche pensare di risolverlo. Nel momento in cui invece viene messo al corrente, si trova poi a poterlo sistemare. E devo dire che molto spesso, anzi direi quasi sempre, quando ho fatto una segnalazione è sempre stata ascoltata. Quindi questo fa piacere perché ci si rende conto che il dialogo è veramente fondamentale. Un altro aspetto che è stato tenuto presente in questo progetto che aveva fatto Regione Veneto è stato il prendere in esame, loro lo avevano fatto per i dipendenti regionali, le postazioni di lavoro ed adeguarle in base alle necessità di chi avesse bisogno appunto di utilizzare screen reader o comunque di avere degli aggiustamenti per l'accessibilità. Anche questo io l'ho trovato utile. Io nel mio caso avevo già tutto a posto e poi sì, ero a posto, però penso che un ente che abbia questa attenzione voglia veramente valorizzare la persona disabile che ha al suo interno, dandole l'opportunità di esprimersi al meglio, proprio perché con le postazioni adeguate, gli strumenti adeguati, la persona disabile diventa una risorsa e può lavorare e deve lavorare tanto quanto gli altri e quindi
quindi si sente valorizzata, si sente parte dell'ente in cui lavora e sente di poter essere utile, di potersi relazionare con i colleghi e poter fare esattamente le cose che ci si aspettano faccia nelle condizioni paritarie, insieme agli altri colleghi, come fanno tutti gli altri. Per cui per me questo è stato un messaggio di inclusione molto forte. Faccio i complimenti perché penso sia stato veramente interessante e utile, soprattutto utile da parte di Regione del Veneto fare un passaggio di questo tipo. Questo corso, e arrivo alle mie conclusioni, è stato, dicevo, molto molto importante per me, sia dal punto di vista personale, perché mi pone ad analizzare aspetti che magari avevo prima tralasciato, che non conoscevo, quindi mi ha formata in modo costruttivo e credo sia importante perché ha dato sensibilizzazione a tutto il territorio, permettendo a tutti i funzionari della pubblica amministrazione, i dipendenti, di porsi insieme a questo tema, davanti a questo tema dell'accessibilità e di imparare come muoversi per rendere i siti, i documenti prodotti accessibili. Quindi è stato veramente utile ed importante. Ringrazio dunque Regione Veneto, ringrazio voi per l'opportunità e un caro saluto a tutti. Ok. Grazie a te Claudia che hai portato qui la tua esperienza, ci fa piacere che il corso sia stato utile e a questo proposito io passerei la parola a Nicola Freddo, non prima però di aver lanciato le ultime due domande del sondaggio che riguardano un pochino l'intervento di Valentina. Grazie mille. Nel frattempo approfitto per rispondere a una domanda che ci è arrivata in chat. Allora, adesso del corso di formazione vi parlerà Nicola Freddo, per cui non faccio anticipazioni. E per quel che riguarda l'altro spunto che ci è stato dato, lo terremo sicuramente in considerazione. Per noi è importante ricevere questo tipo di feedback perché ci danno poi la possibilità anche di orientare le successive azioni che possiamo svolgere in tema di accessibilità e anche quelli che possono essere stati gli impedimenti a fruire di quelle precedenti, come in questo caso in cui si segnalava una criticità sul pacchetto Office. Grazie per lo spunto. Lasciamo ancora qualche secondo. Eleonora, finché rispondono, posso comunque iniziare, tanto la prima parte è una parte introduttiva. Ok, Intanto condivido le mie slide. Faccio partire la presentazione. Ditemi se si vede. sì, Sì, io la vedo sì, sì. correttamente. Bene. Allora, Ok. intanto ringrazio Claudia per il suo intervento perché ha anche in parte introdotto quello di cui parleremo adesso, e cioè il fatto che Regione del Veneto, all'interno di quella che è una, ehm, un'alleanza territoriale che si chiama Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali, eh, cerca di portare a tutta la PA del Veneto, insomma, la possibilità di avere formazione, eventi, incontri su tutti i temi che riguardano il digitale, in particolare anche sull'accessibilità. Noi annualmente facciamo almeno due incontri dedicati all'accessibilità in occasione delle due scadenze annuali, e tutti gli interventi, gli webinar li trovate registrati e disponibili
sul sito che si chiama MyExtranet. Poi magari Virginia, se riesci a mettere l'indirizzo www.myextranet.regione.veneto.it in Sì. chat, così tutti potranno accedere. E in quell'occasione, se andate a visitare e cercate gli eventi passati, trovate anche tutti quegli incontri che sono stati fatti con la misura 142 e con le associazioni di categoria ai quali insomma potete rivederveli, sono interventi molto, molto interessanti come vi è stato segnalato. Ehm, Vi dicevo, c'è la coalizione che è questa insomma, alleanza territoriale che ha lo scopo di favorire diciamo, lo sviluppo delle competenze digitali di tutta la pubblica amministrazione. Attualmente è composta da circa 160 enti, il 75 per tre quarti sono comuni, ma si stanno ampliando le collaborazioni anche con altre realtà. Si va da realtà più grandi come Vento Lavoro, Vento Strade o Infocamere fino agli istituti diciamo più piccoli per dimensione, o anche centri di servizi per anziani. Alla fine gli operatori della PA sono sempre, cioè, al di là insomma, dell'ente a cui appartengono, hanno bisogno più o meno tutti di avere una formazione omogenea. Ehm, Ogni anno facciamo un percorso di analisi del fabbisogno, favoriamo una coprogettazione di percorsi, dopo diamo esito alle attività di formazione e cerchiamo di fare un monitoraggio. Trovate sempre su Maestra anche il riepilogo delle attività che abbiamo fatto l'anno precedente. Perché vi racconto tutto questo? Perché eh, ehm, cioè il corso di cui ha parlato Claudia prima fa parte di una delle linee di azioni della Regione del Veneto, che sono quelli dei progetti finanziati della coalizione. Facciamo degli eventi come il webinar di oggi, diamo supporto all'adesione di iniziative nazionali, Valori PA, Syllabus, anche trovate insomma informazioni anche su questo. Collaboraziamo con gli enti di formazione della regione del Veneto, che operano insomma nella regione del Veneto, e dicevo progetti finanziati, poi animiamo le community per trovare dei momenti anche di incontro e dialogo sui temi del digitale. Il, ehm, All'interno di quella che era l'iniziativa finanziata nel PNRR 142 è stato realizzato in realtà tre tipologie di corso per la pubblica amministrazione: un livello base, un livello diciamo più tecnico e uno diciamo, per chi fa governance, cioè per i dirigenti. Ehm, per non disperdere insomma, l'investimento fatto col PNRR 142, poiché hanno usufruito di quel corso soltanto un numero limitato di persone, avevamo degli obiettivi minimi che abbiamo raggiunto, però insomma, per ogni comune probabilmente ha partecipato, ogni ente ha partecipato uno, massimo due persone, perché non avevamo spazio per realizzare insomma, i laboratori per tutti quanti. Abbiamo deciso di trasformare quell'esperienza in un corso, diciamo, tra virgolette, perenne, nel senso che possa essere usufruito da tutti in maniera, diciamo, libera, attraverso e pubblicato nella nostra piattaforma di learning regionale. Questo per permettere poi, come era stato chiesto in chat, di favorire la partecipazione al corso anche per tutte le altre persone che durante insomma, la progettualità PNRR non avevano usufruito. Naturalmente il corso ha alcune limitazioni. ehm, intanto è uno solo, quindi l'abbiamo diciamo, alla fine sono gli stessi moduli dell'operatore base o tecnico. Eleonora, aiutami. Comunque, diciamo, i moduli tematici sono stati riportati in maniera completa,
quindi troverete Sì. Confermo che dentro... abbiamo preso le informazioni più corpose dai 3 corsi e le abbiamo riunite in un unico corso. Ok. Quindi troverete tutto quello che c'era nei 3 corsi precedenti in un unico corso che è In- stato in- pulito in- delle ridondanze e messo assieme. Ok, questa cosa l'abbiamo fatta anche in collaborazione con altre regioni che ci avevano chiesto, ci hanno richiesto il riuso del corso e contiamo, questo insomma farà parte di cose successive, di tenerlo anche aggiornato o trovare i modi insomma, per poterlo, per dargli una continuità anche nel tempo. Attualmente diciamo può essere utilizzato così com'è e vi dicevo per farlo è sufficiente accedere alla piattaforma regionale Veneto e-Learning, che è una piattaforma, scusate, è una piattaforma accessibile via web previa registrazione. È fatta un classico, una verticalizzazione di Moodle, che è un sistema di e-learning, e una volta che voi avrete diciamo, le credenziali per accedere, atterrerete tra i vari corsi disponibili e troverete questo che si chiama accessibilità dei servizi digitali, dei servizi pubblici digitali. Non entro nel merito di come è fatto, quali sono i contenuti, perché sono già stati illustrati in parte e molto bene da Claudia. Eventualmente, diciamo, avevamo anche una brochure, giusto, del corso da qualche parte? Provvediamo a Sì, pubblicarla nella eventualmente maiuscole. la alleghiamo ai documenti che mettiamo in condivisione al termine dell'evento, in modo che abbiate una panoramica su quelli che sono i contenuti, prima di procedere, insomma, alla richiesta di iscrizione. La piattaforma Vele, è possibile utilizzare la piattaforma Vele anche in forma convenzionata, e quindi sottoscrivere un accordo con la Regione del Veneto per diciamo, utilizzarla non solo non solo per i moduli pubblicati dalla Regione del Veneto, ma anche per pubblicare dei moduli propri, naturalmente magari sviluppati a costo vostro, però avete un luogo dove poi depositare il percorso e renderlo disponibile ai vostri dipendenti. Per chi fa parte e ha già sottoscritto l'accordo Vele, la modalità di accesso a queste, insomma, al corso che abbiamo predisposto è, tra virgolette, automatica. Cioè, quei comuni che vedete qui e gli altri enti che hanno già sottoscritto l'accordo, i loro dipendenti potranno già usufruire del corso. Quindi i comuni di Bassano, Chioggia, non so se qualcuno di questi qualcuno è presente, se avete le credenziali a Vele e accedete con quelle credenziali, troverete già il corso disponibile. Noi consigliamo sempre comunque di relazionarsi con il proprio ufficio del personale in modo che le attività vengano svolte in modo coordinato e nel momento in cui scaricherete tutti gli attestati previsti, vi vengono riconosciuti insomma, all'interno di quello che è l'obiettivo delle 40 ore ehm, annuali per i dipendenti. Noi diamo per scontato, no, che voi chiedate autorizzazione al vostro ente di destinare parte del vostro tempo per fare la formazione. Quindi userete insomma, gli sistemi che avete all'interno delle vostre organizzazioni, chiederete autorizzazione, però questi comuni, questi enti se lo trovano già disponibile. Per gli altri invece vi chiediamo di fare un percorso che ha una serie di step, ma sono diciamo, molto più semplici che fare una convenzione, perché come sapete la convenzione bisogna andare in consiglio, giunta, fare tutti i provvedimenti e noi vi chiediamo, vi diciamo, guardate, c'è un percorso più semplice. La prima cosa è che il vostro ente aderisca alla coalizione. È una semplice PEC, c'è un modulo da scaricare, si compila, si fa firmare al referente, scusate, al, ehm,
scusa, non mi viene la rappresentante legale dell'ente e lo spedite. Ci sarà da compilare un nominativo di riferimento che seguirà tutti i rapporti poi con la coalizione. Questo è il primo passo, una PEC molto semplice. Dopodiché voi indicherete nel vostro ente chi è il referente per la coalizione e chi è il referente della formazione locale. Il referente della formazione locale non è altro chi segue dentro il vostro ente la formazione dei dipendenti. Può essere l'ufficio del personale, può essere l'ufficio risorse umane, dipende da come siete organizzati. Comunque quella persona noi la invitiamo a iscriversi alla rete del referente della formazione locale, così abbiamo tutti i contatti e gli possiamo mandare le istruzioni per iscrivere i propri dipendenti alla piattaforma. Quindi l'iscrizione non è singola, non potete voi chiedere le credenziali singolarmente, è il vostro ente e il rappresentante del vostro ente, quindi l'ufficio del personale, che deve fare questa richiesta. Quindi se voi siete interessati, andate nel vostro ufficio, al vostro ufficio di riferimento, gli dite guardate, c'è la possibilità di avere un corso per tutti i dipendenti del comune facendo dei singoli passi, dei piccoli passi che sono questi che vi sto illustrando. Poi nelle slide vi daremo tutto, vi avrete tutto a disposizione. Una volta che diciamo, l'ufficio del personale è stato individuato come elemento di raccordo per l'iscrizione, ci compileranno un Excel con tutti i nominativi, nome, cognome, ci sarà il codice fiscale, ente di appartenenza, perché poi vengono rilasciati gli attestati e una volta che avremo l'elenco, restituiremo le credenziali e l'ufficio del personale le distribuirà ai propri dipendenti. Interrompo la condivisione, così ci vediamo. E quindi il modello che noi proponiamo è questo. Se voi siete interessati, andate dall'ufficio del personale, l'ufficio del personale, l'ente aderirà alla coalizione, comunica il nominativo, con quel nominativo noi manderemo tutte le istruzioni del caso, manderemo il modulo da compilare con l'elenco di tutti i dipendenti, e l'ufficio del personale raccoglierà tutte le credenziali, le distribuirà ai propri dipendenti, i quali potranno accedere alla piattaforma. Perché facciamo questa cosa e non singolarmente? Perché riteniamo che la formazione, non solo noi, lo ritiene anche lo Stato nella circolare sulla formazione, è necessario che il percorso di sviluppo delle competenze digitali del singolo dipendente sia coordinato e concordato con l'ente stesso. Noi non siamo persone, ma siamo anche risorse e gli investimenti che fa l'ente nelle proprie risorse deve essere coordinato. Il vostro compito è chiedere di poter, insomma, eh, poter accrescere le vostre competenze perché ritenete che insomma, ne avete bisogno e alla luce anche degli webinar, degli incontri che fate qui, vi rendete conto che avete necessità di avere un minimo di formazione. Cosa manca in questo corso? In questo corso non ci sono i laboratori in presenza, al momento non ci siamo organizzati per farli, eh, tuttavia ci sono dei momenti webinar o altri incontri dedicati all'accessibilità, quindi possiamo sopperire a quegli incontri diciamo, con delle altre modalità, ai laboratori con delle altre modalità. Se ci sono esigenze particolari, le valuteremo e cercheremo di capire con Leonora se vale la pena creare dei momenti, diciamo, in presenza laboratoriali, però insomma questo dipenderà anche da quanto siete soddisfatti del corso, da cosa non vi ha diciamo, soddisfatto, cioè se avete bisogno di fare delle cose più pratiche di quelle rispetto a quelle che vengono indicate. E cosa non c'è? Poi non ci sono gli eventi, diciamo, collettivi. Gli eventi collettivi, quindi su quelli, come vi avevo detto prima, potete rivedervi quelli che sono stati gli eventi realizzati per la 142, sono stati tutti registrati e troverete, quindi potete vedere interventi di vari
stakeholder che sono stati inventati nel territorio. Io direi che per quanto riguarda il corso, io avrei terminato. Se ci sono domande a riguardo, rispondiamo. Dovremmo avere anche i risultati dei E sondaggi, Nicola. Ok, allora abbiamo delle Sì. domande intanto, finché voi se volete intanto pubblicare. Il primo è più tecnico, quindi probabilmente mi deve aiutare Valentina. Eh, Primary è lingua inglese dentro a un'area con testo in italiano. Non dovrebbe essere un tipico errore di accessibilità che dovrebbe rilevare il controllo manuale e che invece non viene mai segnalato perché non individuato dai tool automatici? VK Confermo. 3.1 necessario doppia A. Valentina, se ci sei ancora. Sì, sì, sì. Sì, confermo che questo qua è un errore. I siti e anche le parole devono avere, il sito deve essere in lingua italiano, inglese o altra lingua, e poi le parole o inglesizzate o comunque con una parola specifica di altra lingua deve avere il tag corretto in modo tale che viene annunciato correttamente. Ed è corretto procedere in questo modo se sono parole ormai di uso comune. Ah, Altrimenti in realtà si dovrebbe sempre tradurre in maniera corretta. ok. Questa cosa, Valentina, Sì. deve farlo il redattore del contenuto o è alcuni, diciamo, CMS lo fanno in automatico? A Quella volte della i tegatura. relatori del contenuto, a volte gli sviluppatori, dipende un po' da come è strutturato. Ok. Sicuramente la lingua della pagina dallo sviluppatore, Sì, beh, quello poi sì, sì. quello sì, Quindi ovviamente. sugli altri, diciamo, è un'attenzione che dovrebbero avere i redattori. Sì, Eventualmente su questo possiamo fare delle istruzioni, lo dico a Eleonora, in futuro, nei prossimi Certo. incontri che faremo, magari proviamo a dare delle indicazioni pratiche su come si può fare, magari sul prodotto regionale, e poi naturalmente uno lo mhm. farà sul proprio prodotto. La seconda, quindi è risposta dal vivo, scusate che le chiudo perché qui così le chiudiamo le domande. Le immagini non dovrebbero avere scritte, quindi credo che la domanda, prova a Ah, interpretarla, prova a interpretarla. Molte volte noi pubblichiamo, no, come a corredo di un articolo, delle immagini. Queste immagini hanno a loro volta dentro delle scritte che magari annunciano il contenuto invece che mettere il titolo è scritto nell'immagine. Quindi la domanda è: l'immagine possono avere scritte, e se hanno delle scritte, come trattiamo quell'immagine? Cioè nel commento, nella parte di descrizione dell'immagine, conviene segnalare che esiste un testo oppure è una cosa da deprecare in assoluto? Cioè è meglio ok, usare sì. l'immagine per l'immagine oppure i testi metterli nel titolo, nella Sì, nel testo parte. alternativo. Sì, esatto. Sì, dipende appunto se un'immagine ha un testo e quel testo serve appunto come titolo, in quel caso si dovrebbe avere un testo alternativo uguale al testo visibile, in modo tale che non ci sia ridondanza o confusione nella lettura poi da tecnologia assistiva. Se invece c'è già, Altri... c'è già il titolo e riporta le stesse, l'immagine si legge come immagine e Sì, basta, insomma, non vale la sì. pena. Perché naturalmente in base a quello che avete visto anche prima, insomma, come viene utilizzato e anche con il reader, altrimenti hai ridondanza, cioè ti dice due volte le stesse cose e non è necessario. Quindi va visto il Va contesto valutato e, nel e valutato contesto. il contesto. Va bene, grazie. Poi, per chi non ha potuto partecipare al corso sull'accessibilità citato, è prevista una replica, un nuovo corso? Vabbè, questo l'abbiamo, penso, risposto, cioè sì, è in quel modello che abbiamo appena illustrato, quindi se uno fa parte dei comuni già, diciamo, dentro ehm, la convenzione Veneto e-Learning, dovreste averlo già disponibile. Se qualcuno di voi ha le credenziali, accede e ci dà conferma, tanto meglio. Per tutti gli altri, invece, bisogna procedere come vi ho indicato, cioè aderire alla coalizione, individuare il responsabile della formazione locale, mandarci la richiesta quindi a livello di ente, la richiesta di poter far partecipare i propri dipendenti e poi ci verrà mandato l'elenco di quelli che vogliono partecipare. Noi facciamo
diversi incontri con i referenti della formazione locale, per cui se qualcuno ha difficoltà, dopo ci contatterà e su quello, insomma, siamo sempre disponibili. Vediamo, ci sono qualcosa anche nelle chat, perché vedo che nelle chat... Allora, quante ore sono per il corso? 8, Ok, quindi vengono riconosciute 8 ore a livello di esatto. attestato. Sì, e una cosa, ci siamo premurati di lasciare all'interno del corso un approfondimento che è un po' un best of degli eventi che sono stati fatti sul territorio, senza nessuna pretesa di essere esaustivo, però abbiamo lasciato quelli che sono stati gli interventi più importanti degli esperti che Ok, abbiamo chiamato, perché sono stati veramente degli interventi molto ok. interessanti Quindi di senza dover andare a nomi. vedersi l'intero evento, lì avete, diciamo, degli C'è un estratti. condensato, esatto. Ok. Normale che ci siano solo 3 ULS su 9 totali? Cioè, sì, questo penso che sia per quanto riguarda le convenzioni. Sì, perché le convenzioni ogni ente le deve, diciamo, le deve fare, no? Quindi dipende, ogni ente se aveva, intanto se conosceva che esisteva la possibilità di convenzionarsi con Veneto e-Learning, perché noi sappiamo che non sempre queste informazioni sono diffuse dappertutto. E poi se hanno valutato di convenzionarsi oppure no, quindi non è obbligatorio, no? Quindi il fatto che nell'elenco avete visto solo 3 o non avete visto il vostro comune vuol dire che dipende dalle scelte che hanno fatto il vostro ente. E dovete rivolgervi all'ufficio del personale e chiedergli, insomma, se questa cosa non l'hanno fatta, se l'hanno fatta, oppure se vi aiutano diciamo, a mettervi a disposizione il corso in questa modalità. Tornando alle immagini, questo è sempre tecnica. Nel caso siano ridondanti, bisogna comunque indicare immagini, oppure è meglio non indicare nulla così il reader non legge nulla di inutile. È meglio Questo riguarda sempre sì, nasconderle. il testo, cos'è il Sì. testo Il alternativo. testo alternativo è meglio nasconderle proprio o tramite alt vuoto, in modo tale che lo screen reader non le annunci proprio che ci siano immagini, oppure dipende come sono costruite, altrimenti aria dentro dipende dalla costruzione. Sì, e dal ruolo che si vuole far svolgere Sì. all'immagine, insomma, se è importante oppure no. Va bene. Ecco, a questo proposito io mi allaccerei, visto che abbiamo i risultati del sondaggio, proprio perché, ad esempio il 30% di chi ha risposto ci dice di svolgere normalmente test con gli strumenti automatici. I test, manuali servono proprio per dar conto di questo tipo di esperienze. Che cosa succede se a quest'immagine metto una descrizione? Nel momento in cui l'utente legge il sito con un lettore di schermo, che tipo di informazione viene veicolata? Per cui una raccomandazione è proprio quella di integrare i test automatici, che pure sono utili perché risolvono la maggior parte dei problemi, con i test manuali, per verificare che quello che stiamo facendo porti ad ad un effettivo buon utilizzo da parte del nostro servizio digitale ai cittadini. Ricordiamo che il lettore di schermo viene utilizzato, oltre che dal cittadino non vedente, anche da tutta un'altra serie di persone che possono avere necessità di tipo diverso. Può essere ad esempio una disabilità motoria per cui si naviga a sensore, può essere un altro tipo di aiuto per cui a fianco di un'ipovisione serve anche una lettura a schermo. Quindi migliorare il servizio con questo tipo di strumento aiuta veramente una fascia di utenti molto ampia. Riusciamo ad avere l'ultimissima domanda del sondaggio, per caso? Abbiamo visto Ehm, pubblicati i risultati della domanda 3. esatto, dovremmo vedere quelli della domanda 4. Nel frattempo io ringrazio i colleghi del comune di Occhiobello, che non abbiamo avuto purtroppo opportunità del cui sito non abbiamo avuto l'opportunità di visualizzare perché siamo fuori tempo, però sono stati molto presenti l'anno scorso durante la misura 142, sia con appunto poi il rifacimento del sito, sia all'interno degli eventi in presenza che abbiamo fatto, sia loro che le associazioni del territorio, per cui grazie per l'esperienza che avete condiviso con noi. Sì, adesso Ecco, sono resi pubblici anche i risultati della domanda 4.
Sì, gli spunti più interessanti, insomma, che sembrano più richiesti sono quelli del test di usabilità e della comunicazione Comunicazione accessibile. accessibile, dei quali faremo tesoro per l'organizzazione dei prossimi Sì. eventi. Eleonora, segnati sulla comunicazione accessibile un appunto, siccome stiamo immaginando di fare un percorso per i social media manager degli enti, è una nuova figura che dal punto di vista normativo è stata anche, diciamo, identificata in maniera precisa, non è una figura obbligatoria, però diciamo, è stata riconosciuta come profilo professionale all'interno delle pubbliche amministrazioni. Siccome stiamo pensando all'interno della coalizione di proporre un percorso formativo per questi, è opportuno che all'interno di quel syllabus, di quel insomma, elenco di lezioni, inserire anche cenni e modalità dell'accessibilità non solo sui contenuti diciamo classici web, quelli insomma, del sito, ma anche su come fare comunicazione accessibile attraverso gli altri, i social, insomma, quindi i vari insomma, social diciamo Facebook, adesso per dirne, o Twitter, X, come si chiama adesso, o tutte le altre diciamo, modalità con cui si fa comunicazione a 360 gradi. Ehm, Verrà rilasciato Ci per terrei a rispondere l'incontro, a... oh, sì, per l'incontro di oggi. Noi lasceremo l'attestato a tutti coloro che sono rimasti con noi almeno il 70% del tempo. L'attestato vi arriverà via mail dalla coalizione, l'indirizzo deve essere, è un po' strano, però insomma è una mail con diciamo, allegato un PDF che è l'attestato stesso. Non vi ci arriva da tengo a sì, rispondere sì, mm, un no reply a punto my Fiorenza. portal, una cosa del genere. Mi sentite? Sì, altre domande? Ok, Il corso c'era ha una delle date domanda fisse, di... sono sessioni registrate. Allora, il corso, quello di cui parliamo, abbiamo detto, viene erogato in modalità di learning. Quindi ci sono tutta una serie di lezioni costruite in parte testi, in parte video, che vanno seguiti come un qualsiasi corso rilasciato in modalità asincrona. Adesso è già aperto e non lo chiuderemo mai. Le date le dovete concordare con i vostri, diciamo, referenti delle risorse umane. Cioè, se avete intenzione di utilizzare e ottenere l'attestato entro quest'anno perché dovete fare le famose 40 ore, dovete chiuderlo voi entro il 31. Quando lo avete finito, vi viene rilasciato l'attestato in automatico, come in qualsiasi altro, diciamo, corso a cui partecipate nelle altre piattaforme. Quindi è modalità asincrona, non sono webinar in diretta come questo. Bene, non ci sono altre domande. Nelle domande e risposte sono collegate a più del 70%, attendo all'attestato va bene, questo ok, nelle chat vabbè, attestato, abbiamo risposto, quindi su questa cosa credo che ci siamo tutti chiariti. Fate attenzione che non vada dentro lo spam. Se attendete almeno una settimana, 10 giorni prima di scriverci non abbiamo ricevuto l'attestato. Se dopo 10 giorni non l'avete ricevuto, scriveteci pure e noi verificheremo, eventualmente lo rigeneriamo oppure vi diciamo il motivo per cui non è stato rilasciato. Ringrazio tutti quanti, ringrazio in particolare Eleonora Galesso che ha organizzato e pensato a questo, diciamo, questo evento, a Valentina Modenesi che ci ha dato tutte le informazioni di carattere tecnico e spero che siano utili a tutti per fare le attività di verifica in attesa della dichiarazione di accessibilità che dovrete fare a settembre. Ringraziamo anche Claudia Cattadori che ci ha intanto portato la propria esperienza
e anche per tutte le belle parole che ci ha detto sul corso. E, e poi naturalmente Federica che ci ha seguiti nella regia, Sephora che ci ha aiutato a organizzare l'evento e a Virginia che ci ha supportato per tutta la parte operativa e di risposte a tutte le vostre richieste. Grazie a tutti voi che avete partecipato e vi attendiamo a tutte le altre iniziative che facciamo con la coalizione. Se andate sempre su MyExtranet troverete anche gli eventi futuri e per chi volesse seguirci sempre per la parte di accessibilità, a settembre faremo un evento analogo a questo dove tratteremo delle dichiarazioni di accessibilità. Bene, grazie a tutti e alla prossima.